Ed eccoci tornati, in questo momento siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Radio In, fra qualche minuto saremo in diretta anche alla radio, ma intanto Ivan, in questo Open Day Cinema già ricco di tanti ospiti, continuiamo con... cose straordinarie con l'Olimpo. Voglio leggerti quello che ho scritto in locandina per presentare questa meravigliosa persona. La nostra galleria di interviste attori e attrici siciliane, onore e vanto della nostra terra nel mondo, si arricchisce di questa preziosa perla catanese. Abbiamo in collegamento telefonico Guia Jelo. Buongiorno Guia. Ben arrivata. Buongiorno. Perla, vengo dai piedi dell'Etna, troviamo un'altra gemma più adatta alle mie radici. Lambra Rosimeto. Ok, ci sta tutta. Non tanto, veramente, Lambra è una gemma, come dire, delicata. Io sono sempre sulle righe. Povera me. Non poveri chi mi capita, perché la mia esuberanza si riversa sempre verso gli altri, come dire, positivamente a mio avviso, negativamente verso di me. E certamente non è la donna Isa del film di cui dobbiamo parlare, se non sbaglio. Anche. La Befana viene di notte, sì, dove ho un personaggio terribile, proprio terribile, perché ambiziosa, capricciosa, così un po', come dire, despota, poi rende succubo il figlio che ce ne vuole, perché il figlio è una persona cattiva nella società. E poi che marito che c'hai, Guia? E il marito, guarda, io voglio parlare di Haber, che conosco da quando eravamo ragazzini. L'immenso Haber. Non ci siamo mai frequentati, ma devo dire che non pensavo. Lui è burbero. Sì. È sempre irascibile, tutto così, però è di una bontà, di un'umanità, di una generosità. Vabbè, io devo a lui questo film, quindi sono felice di averlo fatto, prima di tutto perché vi confesso che con il curriculum che ho io, che è pazzesco, io mi confondo quando lo vado a leggere su Wikipedia, dove è accorciato, è parecchio ridotto, ma parecchio. Nonostante questo mi confondo, come da bambina nell'albero di Natale, o peggio ancora per i morti, che trovavo il salotto pieno di giocattoli che venivano dai morti, quindi mi inquietavano, mi terrorizzava pure toccarli. La stessa cosa quando leggo il curriculum, ho grandissima nostalgia del passato, grandissima rabbia per le difficoltà del presente, molto terrore che niente può essere all'altezza. Quindi quando mi è arrivato questo film, quando ho capito subito il prestigio così di tutto, la sceneggiatura, la produzione, la regista, il cast, ho capito subito che era una cosa di prestigio. Ma poi vedi, sono tutti miracoli, perché io ho 70 anni quest'anno, Evviva! Noi ti adoriamo, Guia! E vabbè, ma che ruoli ci sono per la mia età? Che dice, dovresti fare il nudo. Perché... Perdonami, Guia, perdonami, devo interromperti perché dobbiamo ripresentarti anche per chi ci ascolta in FM, è un nostro switch tecnico tra Facebook e radio. Dacci 5 secondi e torniamo subito da te. Abbiamo ascoltato Cesare Cremonini con Colibrì, ma chi è già collegato in streaming con noi su Facebook ha avuto l'opportunità di ascoltare la voce di una grandissima artista siciliana. Allora, torniamo a parlare della Befana Vien di Notte 2, parliamo con una dei personaggi più cattivi, tra l'altro, di questo film. È un po' petulante, è donna Isa, ma abbiamo in collegamento, lo diciamo per i nostri radioascoltatori che ci ascoltano in questo momento in strada, nelle macchine, immersi nel traffico. Siamo veramente orgogliosi di avere Guia Jelo con noi in diretta da Catania. Buongiorno Guia. Buongiorno, già abbiamo fatto una mezza chiacchierata, sì. Quella diciamo
era, come dire, l'anteprima. Era solo un assaggio, Esatto. era solo un assaggio, Guia. E ovviamente io sono molto molto felice. La stima e l'affetto che ho nei tuoi confronti, È reciproco, e lo ci sai, conosciamo da anni. lo sai, Guia. Sei un artista che si occupa di cinema, insomma anche della valorizzazione del tuo territorio. Che qua non è che c'è il derby Catania-Palermo. No, Ci piace anzi. molto quella frase che tu adori, che coltiviamo talenti, e tu hai fatto tanto, ti sei donata immensamente in tutti questi anni di carriera professionale. Magari fra poco la racconteremo, ma i tuoi esordi e la scoperta di Turiferro con il Teatro Stabile di Catania e poi il Grande Strehler a Milano sono quelli che veramente ti hanno creato questa rampa di lancio. Sono cose che ti formano, esatto. Assolutamente. Esatto. Ti formano in un certo modo, non è che non si scappa, è un regime. È così, Guia. Io ti porto i saluti di Paola Randi, che è la regista della Befana Vien di Notte, che sarà con noi. Sfondi una porta aperta, l'adoro. Che e anche lei ti adora e ti ha veramente cucito addosso questo ruolo. Io ho la prova di chi lì mi ha adorato e mi ha voluto in questo senso, perché quando mi ha chiamato il mio agente, in realtà non stiamo qui a dire chi c'era, chi non c'era. Il cast era un po' diverso. E allora, in visione di una differenza sul cast notevole, dove non vengo a dire ora è migliorato, ora ha con questo cast per me è una svoltina, un'altra pagina, anziché sempre Utuppu, Uscialle, la siciliana, no? Però, quando mi hanno chiamato, Donna Isa doveva essere siciliana. E allora, figurati, chiamano a mia, no? Non so se si capisce l'accento dell'Alto Adige. No, vabbè, siamo tante ormai qui, non cito, Lucia Sardo. Ma tu sei la regina, tu sei la regina. È stata anche nostra ospite. Specialmente dopo aver fatto questo nome, no? Siamo tutti insieme nella stessa pista che danziamo ora. E io non lo dico come polemica, al contrario, lo dico molto compiaciuta. Poi a un certo punto il mio agente mi dice che forse il film non lo facevo più. Perché? Ma io ti parlo degli inizi. Dice, guarda, siamo fermi, il contratto è partito, ma siamo bloccati. Allora guarda che è la prima volta che lo confido. Ecco. Perché né il mio agente né il mio ufficio stampa meraviglioso, che saluto, che lo adoro, Giuseppe Zaccaria, vogliono che io racconto questo. Però è una cosa bella, perché non raccontarla, che non sminuisce nessuno. E ci sentiamo privilegiati. Secondo me dà meriti. Praticamente dovevo, sì, lo puoi dire, nel senso sì, dovevo assolutamente forse non esserci più, ma per fortuna il mio agente, che è bravissimo, Luca Di Nardo, ha preteso le ragioni. Dice, avete scelto un'altra, per carità, più giusta, più... Una delle ragioni le chiede quando sei già lì, quasi in fase contrattuale, e loro dicono... No, è bravissima, volevamo lei, siamo dispiaciuti, però viene da ridere. Però pensa come si sarebbe incazzata la Melato se era viva. Dice, però è siciliana e non è italiano. Ma te prego! No, dai! Ma come? Te prego! Ma che me stai a dire, dice a Roma? Ma vedi di andartene! Ma a me mi viene a dire una cosa del genere? Esatto. Brava. Senti, ma che vuol dire? Senti, allora praticamente il mio agente si è cazzato e ha vinto. E gli ha detto che io facevo regolarmente addirittura lezioni di dizione. Non è proprio tanto vero, perché io odio l'edizione. Io
io insegno recitazione, ho curato molti allievi Brava. anche che hanno avuto un grande successo con il metodo Melato, ma io insegno recitazione. Ovviamente una che insegna recitazione non si può mettere a parlare troppo male in dizione, questo sì. Poi faccio molto doppiaggio, poi io non ho assolutamente la cadenza siciliana se voglio e quando voglio. Quindi il mio agente ha comunicato, dice io vi devo informare che in Sicilia hanno la cittadinanza italiana. Mitica. Hai capito? Allora si sono guardati. Oh, dice, ma sai che c'ha ragione, ma sai che ti dico, ma io me la piglio. Ma piglio. Se parlo romanesco, Ma perché piglio. è l'unico dialetto che so fare oltre il mio. Esatto. No, veramente ne ho fatti diversi. Mi piacerebbe parlare dell'erede. Sì. Che ho vinto un sacco di premi di Michel Zampino, protagonista con Alessandro Roia. E che poi la cosa bella di questo titolo, che a me non mi è andata mai a genio, ma... Aspetta, Guia, aspetta tesoro, prima che passiamo all'erede, io volevo fare una sorpresa ai nostri ascoltatori di Facebook, tra l'altro questa mattina ci hanno mandato anche messaggi dall'America. Io ho trovato la clip a letto con i genitori dove ci sei tu e Alessandro Haber con Fabio De Luigi che si mette in mezzo tra voi e quindi... Lo vediamo insieme. Switchiamo su Facebook, ma tu la conosci la scena? Tu la conosci, infatti noi invece la vediamo insieme qui sulla pagina Facebook di Radio In, mentre alla l'ho girata, ma ancora non ho visto il film. Ecco. E allora poi la lì. potrai rivedere su Facebook, aspetta. Non posso andarci mentre sono al telefono. No, dopo. Sì. Oh, io non mi stavano le coliche stanotte. Lo dico dal giorno che è arrivata. Questa squattra ci avvelena tutti. Mamma. Non era meglio il cuciniere di Sora? Non me lo nominare nemmeno, sai. Papà. Ma è Salina. Ma che di sta ciabatta, ubriacone? Mamma, papà. Che c'è? Quella strega. Ma Mi ha fatto un incantesimo. E la lettera? La lettera. La lettera? L'avevo quasi riacciuffata e poi non mi ricordo più niente. Oh, vi prego. Abbracciatemi come quando ero bambino. Ma chi ti ha mai abbracciato, ancora? Avanti, va. Abbraccialo. Abbraccialo tu, dai. Abbraccialo. Tu, ho detto. Ti ho detto abbraccialo tu. Abbraccialo. Tu. Abbraccialo. Uno. Senti, ascolta, giovanotto, perché non vai a cercare sta lettera? Su, dai, vai. Dove? Non chiederlo a tuo padre, che se fosse un indovino non tornerebbe ogni sera dalla bisca in mutande. Indovino, grazie. Buono. Aia. Grazie, papà. Grazie, Marcello. Grazie, tutto chiaro. L'indovino. È tutto chiaro. Ed eccoci tornati in questo momento sulla nostra diretta di Facebook. Guia, te lo dico poi più tardi quando potrai andare sulla pagina di Radio In o su quella di Ivan Scinardo, potrai rivedere questo video. Intanto in questa atmosfera di penombra, che scena. Avanti, abbraccialo. Guia, che cosa sei? Però vedi, dai, questo va benissimo, evviva, un po' di siciliano, un pochetto si sente. Senti, ma io la capisco comunque. Guia, ma come si faceva ad abbracciare Fabio De Luigi con quei 4 peli appiccicati in testa? Faceva veramente impressione. Guarda, con qualunque cosa avesse addosso De Luigi, e comunque è sempre bellissimo abbracciarlo perché è un uomo meraviglioso, buono, gentile, generoso, molto affabile, di una leggerezza. Non credevo di poter scontrare da un ex atleta. E lui è veramente un grande attore, peraltro, perché poi non lo so, la cosa che più non voglio togliere niente a nessuno. Io ho lavorato, che ne so, come dire, con tutti, ho lavorato con tutti e devo dire che
che è raro trovare una persona che mi mette a mio agio, perché io sono ansiosa di natura e sento molto Dacci un altro secondo. Aspetta, Guia, aspetta. Aspetta che abbiamo visto su Facebook una cosa troppo divertente. Ne stiamo chiacchierando insieme. Per chi è alla radio, l'invito è quello: a riprendere la diretta video anche nelle prossime ore. Non sarà più diretta, sarà un video rimasto lì a vostra disposizione. È perché lì con cui abbiamo parlato tantissimo. E stavamo parlando di Fabio De Luigi, di uno dei protagonisti di questo film. Sì. Era la prima volta che lo incontravi, Guia? Sì, assolutamente sì. Lui subito mi ha messo a mio agio e subito appena sono arrivata il primo giorno al trucco e io ho detto ecco adesso qui mamma mia forse qui voleva un'altra attrice, che ne so, ero un poco preoccupata. Invece subito ma è la mia mamma, mi ha detto. Quindi era già entrato nel personaggio. Sì, la cosa bella è che all'inizio io dovevo essere un po' più appariscente, magari con una parrucca un po' più sul rossiccio. Poi invece mi hanno dovuto invecchiare per sembrare sua madre. Ma dico, ma che siete pazzi? Io ho 70 anni, non c'è bisogno. Poi io senza trucco, mamma mia, non c'è bisogno proprio. Sei bella sempre, Guia. No, io senza trucco. Sì, c'era, io non sono... sono un'insicura, ma non sto qui a denigrarmi come le insicure. Ma non ti immaginiamo insicura, devo dire la verità. Sì, è una grossa chance che abbiamo noi donne. È un ruolo in cui fra 1000 ruoli interpretati è un ruolo in cui non ti immaginiamo, perché c'è grande forza nei personaggi che interpreti, e noi siamo felicissimi quest'oggi di averti avuto qui con noi. Sappiamo anche che hai fatto tanto per incastrare questo appuntamento, quindi ti ringraziamo veramente con tutto il cuore. Guia, ci fai una promessa? Ma è stato un piacere, e poi è una come dire, è una rubrica della mia terra. Sì. Guia, ci fai una promessa? Io avevo fatto un po' un montaggio delle tue performance da attrice nelle tante, tra le serie TV e tanto cinema. Purtroppo non abbiamo avuto tempo. Se ci fai una promessa, che è quella di ritornare nostra ospite in diretta, magari in video più in là, mi farebbe immensamente piacere. Io me lo dite in tempo. Esatto, mi ero preparato tanto. Va bene. Allora sento anche il tuo ufficio stampa, dai. No, chiama direttamente me, non è un problema. Guiuzza. Ti voglio un mondo di bene. Per voi, buon anno. Grazie. Un mondo di auguri. Grazie Guia Aiello per essere stata qui con noi su Radio Ina all'interno di Open Day Cinema. Buon anno. Ciao. Auguri. Ciao.